Buonasera a tutte e a tutti. Io sono Selene Stradiotto e vi do il benvenuto a quest'ultimo appuntamento della rassegna Respirare Aviano, che anche quest'anno ha visto susseguirsi una serie di incontri dedicati ai temi più vari, curati dai nostri professionisti. Innanzitutto voglio fare a nome mio e a nome di Giulia e a nome del nostro presidente Joshua i ringraziamenti al Comune di Aviano che ci ha sostenuto in tutto questo percorso e vorrei quindi per iniziare appunto ad affrontare questo argomento salutare quindi Giulia Paletti. Buonasera Giulia. Giulia, aspettiamo un attimo che prova a ricontrollare il microfono. Sì, mi sentite? Ok. Adesso ti sentiamo, sì. Perfetto. Grazie Selene, mi presento molto brevemente. Io ho studiato storia dell'arte all'Università Ca' Foscari di Venezia e attualmente vivo a Brescia, lavoro presso la Fondazione dei Musei Civici e sto studiando storia dell'arte sostanzialmente presso l'Università di Bologna, sto facendo un corso di specializzazione. Benissimo, quindi stasera avrete a che fare con due storiche dell'arte. Anche io sono storica dell'arte, per chi non mi conoscesse faccio parte dell'associazione L'Oppure da ormai 5 anni, è un'associazione di cui vado fiera, soprattutto per i valori che si porta appresso, che cerchiamo comunque di mettere in campo sempre, quindi è quello del mettersi a servizio appunto della cultura, del nostro patrimonio e di dare valore a quelli che sono i nostri giovani talenti. Proprio per questo, se volete sostenerci, sapete che ci trovate nei diversi canali, quindi su Facebook, su Instagram, su YouTube. E per questa settimana vi ricordo anche che questo è il primo dei due eventi che si terrà questa settimana a cura dell'Oppure, perché il secondo sarà domani sera alle 5:30, curato dall'Oppure, dall'Associazione Italiana di Cultura Classica di Pordenone, e l'incontro è dedicato al mito di Prometeo. Ecco che allora iniziamo ad inoltrarci nella nostra conferenza, nella conferenza di stasera, che abbiamo scelto di intitolare L'artificio della strega tra immagini iconografiche e storia friulana. Che cosa faremo stasera? L'incontro di stasera è focalizzato sul processo che ha portato alla definizione di idea di strega. Quindi andremo a esplorare quali sono i tratti salienti presenti nell'iconografia europea, che ritraggono quegli individui, specialmente donne, cui l'opinione pubblica attribuiva attività segrete occulte legate al mondo magico e al mondo dei rituali. Quindi partiremo da una più generale contestualizzazione storica per arrivare a una puntuale localizzazione geografica, il nostro Friuli Venezia Giulia. Più precisamente ci occuperemo di un'epoca ai cui estremi si trovano la scoperta, l'invenzione della stampa nel 1453 e quella del primo telescopio nel 1666. E quest'epoca appunto si chiama età moderna. L'idea però non è quella di portare un punto di vista definitivo sull'argomento, quindi sull'argomento della stregoneria in modo particolare e ci concentriamo appunto su un fenomeno, ci siamo quindi interessate al discorso legato alla sfera femminile, ma in realtà ci piacerebbe appunto restituire una profondità a un fenomeno che è consolidato e spesso è semplificato. Nella convinzione che appunto sono proprio le complessità che ci consentono di avere un punto di vista critico su quello che viviamo tutt'oggi e quello che il mondo ha vissuto fino adesso. Quindi siamo partiti da due autori importantissimi da questo punto di vista. Chiaramente il primo è Carlo Ginzburg. Carlo Ginzburg appunto un celeberrimo storico e autore del Formaggio ai Vermi e dei Benandanti, che ha indagato specialmente il mondo del Friuli attraverso gli occhi di chi apparteneva a un ceto sociale povero, quindi alla microstoria, si è dedicato principalmente alla microstoria e ha pubblicato una nuova edizione a cura di Adelphi proprio dei Benandanti nel 2020. La seconda autrice è la filosofa femminista e attivista Silvia Federici, che nel recente libro Caccia alle streghe, guerra alle donne ha portato di nuovo alla ribalta questa tematica sempre guardata da un punto di vista
delle donne, quindi dal basso. Importante è cercare di capire in che epoca ci troviamo. Durante l'età moderna, in circa 3 secoli, le sorti dell'Europa cambiano radicalmente. E quindi a cavallo del 400 si pone fine alla guerra dei 100 anni tra il Regno di Francia e il Regno d'Inghilterra, una guerra sanguinosissima che scoppiò per la rivendicazione della corona francese. Un secolo prima si era diffusa la peste nera, che decimò la popolazione di circa un terzo. La situazione era così difficile che era necessario trovare un capro espiatorio per dare una risposta a tutto quello che stava succedendo, quindi alle tragedie che stavano colpendo l'Europa. E quindi si cercava in ogni modo di trovare un colpevole. In realtà alcune persecuzioni erano nate con lo stesso obiettivo già nel 200 contro i catari, i valdesi e i dolciniani. E appunto queste 7 eretiche avevano il tentativo, volevano appunto creare un'altra realtà e reinterpretavano la tradizione religiosa creando delle comunità alternative. Quindi la convinzione base è quella che Dio non parlasse attraverso il clero, ma che lo stesso credente si mettesse proprio in comunicazione diretta con Dio. Gli eretici furono tra l'altro perseguitati anche dall'autorità secolare e proprio in questo contesto la persecuzione nei confronti anche di un'altra popolazione che la popolazione ebraica fece le prime vittime, quindi durante la peste nera, già durante quindi il 300, molti ebrei furono accusati di avvelenare i pozzi, di essere in qualche modo la causa di questo disastro. Addirittura a fine 400 sappiamo che i re cattolici di Spagna imposero l'espulsione delle comunità ebraiche che non accettavano di convertirsi al cattolicesimo, quindi furono espulsi circa 200.000 ebrei dalla Spagna, dal Regno di Spagna, che si rifugiavano prevalentemente in Turchia, ma anche in Italia. Pensiamo a Livorno, pensiamo a Venezia, il ghetto di Venezia per esempio. Con la scoperta della stampa nel 1453 si diffondono i primi trattati di stregoneria e questi testi fecero da base per la costruzione di uno stereotipo, che è lo stereotipo della strega, e la strega che appunto sarà la vittima di tutto questo contesto. Quindi progressivamente in una situazione di crisi i regni che sono appunto quelli di Spagna, come si è detto prima, di Francia, di Inghilterra ed Austria, i più importanti, si ingrandiscono, diventano più ricchi e militarmente più potenti. E Spagna e Portogallo sappiamo che proprio in questo periodo che partono alla volta dell'America, nel 1492 c'è appunto la scoperta dell'America. È proprio questo il momento in cui si assiste a un rafforzamento dell'apparato militare giuridico, nell'intento da parte dei singoli stati di creare una sorta di controllo quindi sulla popolazione, soprattutto in un altro periodo importante per l'Europa, importante e tragico per l'Europa, che sarà quello che va dal 1580 più o meno al 1630. Dove appunto si susseguono carestie, crisi dei commerci e in generale della produzione. Quindi i salari si abbassano sensibilmente e la situazione dei poveri raggiunge un livello critico. A questo punto scoppiano numerose rivolte, quindi in un periodo così difficile qualsiasi capro espiatorio, qualsiasi disordine sarebbe stato sedato ed ecco che è proprio in questo periodo che si acuisce anche la caccia alle streghe. Caccia alle streghe che viene intensificata anche con la diffusione di nuove tecniche di stampa e quindi una conseguente proliferazione di nuovi trattati sulla stregoneria. Quindi l'intensificazione della persecuzione nei confronti delle streghe va di pari passo con quello che è il potere dei tribunali secolari, perché a un certo punto cosa succede? I tribunali secolari, quindi quelli civili, i tribunali di Stato, iniziano ad intervenire su questioni che prima erano prettamente legate alla sfera ecclesiastica e quindi assumono la competenza del reato di stregoneria, prima affidato solamente ai tribunali ecclesiastici. Nel frattempo,
Un'altra guerra colpisce l'Europa, che è la guerra dei 30 anni, una serie di conflitti armati, e non ultima, cosa molto importante, nel 1517 alla cattedrale di Wittenberg Martin Lutero figge le famose 95 tesi. Ecco che allora si sviluppa quest'altro movimento, la Controriforma, che fece scoppiare appunto le guerre civili in Francia tra cattolici e ugonotti. La riforma di Lutero, sappiamo, aveva intenzione di riportare la Chiesa a una purezza originaria, e lui denunciò proprio la corruzione della Chiesa di Roma. Riforma e Controriforma contribuirono così a intensificare il fenomeno della caccia alle streghe e soprattutto perché questa instabilità aveva creato non pochi problemi, soprattutto ai regni, quindi ai sovrani. Si doveva trovare un capro espiatorio per trovare una risposta a tutte queste disgrazie, e quindi il meccanismo psicologico diventa semplice. Di fronte a un disastro rintraccio un colpevole, quindi il capro espiatorio, non cambiano le cose, ma allo stesso tempo io posso fornire una spiegazione dell'accaduto. Per fare alcuni numeri che sono indicativi, in realtà li abbiamo tratti appunto dai testi che abbiamo studiato in preparazione a questo evento. I numeri della caccia alle streghe si attestano intorno ai 110.000 processi e 60.000 persecuzioni, e 60.000 esecuzioni, soprattutto in Germania e nel nord Europa. Le vittime nel totale furono per l'80% donne. Dunque, come giustamente ha detto Selene, la questione è estremamente complessa e noi abbiamo pensato che un primo approccio per provare a inquadrare questa figura potrebbe essere quello etimologico. Strega deriverebbe dal latino striga e strix, con corrispondente nel greco strigos, e sta quindi per strige, uccello notturno. Sia i gufi che le civette sin dall'antichità sono simbolo di sapienza, tant'è che la civetta è associata ad Atena, dea di saggezza. La strige, col passare del tempo, avrebbe assunto poi il più ampio significato di esperta di magia e di incantesimi. Di conseguenza la strega ha già nell'etimo un significato sapienziale. Nel Medioevo il termine poi fu ripreso e principalmente si utilizzò la denominazione di Lamia, che nella mitologia era la bellissima regina della Libia, della quale si innamorò Zeus, provocando come sempre la rabbia di Era, che si vendicò quindi uccidendo i figli che Zeus ebbe con Lamia per l'appunto. Lamia, lacerata dal dolore, iniziò a sfogarsi divorando i bambini delle altre madri, dai quali succhiava effettivamente il sangue. Il suo comportamento innaturale fece in modo che la sua bellezza originaria si corrompesse e di conseguenza si trasformò in un essere orribile, capace di mutare forma e di apparire attraente per sedurre gli uomini, allo scopo di berne il sangue. Ecco quindi che effettivamente possiamo individuare una serie di elementi che poi saranno ripresi e consolidati nella figura della strega cinquecentesca, come vedremo a breve. Si può dire che i sortilegi e la stregoneria, come pratiche di superstizione, esistano da tempi veramente remoti, tant'è che compaiono anche nei testi del Vecchio Testamento. Lo stesso si può dire più o meno per la magia. Nel Medioevo la parola magia aveva un'accezione profondamente diversa rispetto a quella odierna e infatti consisteva nello studio di regole del profondo funzionamento del mondo e quindi il tentativo era quello di ricercare i meccanismi segreti che facevano funzionare la natura. Sostanzialmente è un po' quello che noi oggi definiremmo scienza. Chi esercitava la magia era animato dal desiderio di appropriarsi di questi meccanismi al fine di ottenere i propri scopi e si trattava dunque di un grandissimo sapere dal quale poteva derivare un grandissimo potere. La magia era considerata come un agire sulla natura, ma sempre all'interno di un sistema governato da Dio. Quindi si potevano ottenere degli effetti manipolando le forze della natura, ma sostanzialmente perché Dio consentiva di farlo. E in questo ordine di cose rientrava anche la figura di Satana,
per i teologi medievali ovviamente, che poteva essere considerato come una sorta di stregone in grado di agire sulla materia e sui vapori della terra, in modo da entrare nei corpi della gente, creare illusioni, fantasmi, effetti spiacevoli, ma comunque agendo sempre nell'ambito della materia così come Dio l'ha creata. Il Canone Episcopi, infatti, un trattato, o meglio un testo del 906, è una sorta di istruttoria rivolta ai vescovi, che aveva come scopo dare indicazioni sull'atteggiamento da assumere nei riguardi della stregoneria. E questo testo definiva la stregoneria come un culto verso il demonio, ma effettivamente negava che le streghe, considerate adepte di Diana, quindi ancora una volta il discorso mitologico torna ed è sempre presente in realtà, parlando di stregoneria. Appunto si negava che le streghe potessero volare fisicamente e dichiarava che chiunque fosse così stupido e folle da credere a delle fantasie di questo tipo era da considerare sostanzialmente un infedele, perché questo derivava in realtà dall'illusione del demonio. Quindi il canone può essere considerato come un documento di moderazione che riduce la stregoneria a pura vanità. Era un qualcosa di esecrabile sicuramente, ma punibile con provvedimenti disciplinari che potevano consistere nell'allontanamento del personaggio coinvolto appunto dalla comunità dei credenti. In questa sede non possiamo sicuramente non possiamo far altro che limitarci a citare alcune convergenze che contribuirono al progressivo consolidamento dell'immagine canonica della strega, e questi elementi in particolare sono la crisi della società europea del Trecento, le carestie, la peste, il crollo demografico, la crisi del lavoro e il successivo riorganizzamento del lavoro stesso, le segregazioni, di cui appunto parlava prima anche Selena, così come le espulsioni dei gruppi marginali. A partire poi dalla seconda metà del Trecento, l'ossessione del complotto si sedimentò nella mentalità popolare e questa ossessione fu sicuramente instillata da intellettuali e autorità sia politiche che religiose. Nel 400, inoltre, insieme all'interesse per i soggetti mitologici e per la letteratura sia greca che romana, gli umanisti furono attratti dall'altra faccia della classicità, ovvero il lato oscuro, se vogliamo, della tradizione classica, da quello che la classicità era diventata passando nel corso dei secoli dall'ellenismo e poi nel Medioevo, e poi aveva appunto assunto una serie di connotazioni provenienti dall'Oriente. Si può parlare infatti anche di una tradizione ermetica che si consolidò proprio nel 400 italiano e umanista. E questi aspetti, diciamo, oscuri sono l'astrologia, i tarocchi, la magia e la controparte popolare, ovvero la stregoneria. Nel 1435 fu pubblicato il Formicarius di Naider. Si tratta di un'opera il cui quinto libro è dedicato specificatamente alla magia e alla stregoneria. L'autore, oltre a inserire appunto in questo testo dei malefici tradizionali come malattia, morte e amore, delinea l'immagine di una setta di streghe e di stregoni ancora in costruzione, e si trattava sostanzialmente di malefici di entrambi i sessi che divoravano bambini o li cucinavano per ottenere degli unguenti che potessero essere utili per le metamorfosi. Alcuni elementi essenziali di quello che poi diventerà lo stereotipo del sabba sono già esistenti in questo testo e in questa setta, riconosciuta appunto da Naider e da inquisitori dell'epoca. Questi elementi sono l'omaggio al demonio, la biura di Cristo e della fede, la profanazione della croce, l'utilizzo di unguenti e i bambini divorati. Mancano o sono presenti solo marginalmente, in stato embrionale, diciamo, le metamorfosi, il volo magico e i raduni notturni con annesse orge sessuali. Nel corso del 400, a partire appunto da questo testo di cui abbiamo appena parlato, furono scritti una trentina di trattati dedicati specificatamente alla tematica della stregoneria, e questi trattati culminarono nel nefasto Malleus Maleficarum, che fece seguito a una bolla papale emanata da Innocenzo VIII.
in questa bolla si diceva che la Chiesa considerava la magia come una minaccia. Gli autori del Malleus furono 2 monaci domenicani, Kramer e Sprenger. Il Malleus è noto a tutti, fu uno dei testi chiave utilizzati da giudici e inquisitori per identificare le streghe e sostanzialmente per giustificare e compiere la persecuzione. Noi abbiamo appunto deciso di inserire un brevissimo frammento del Malleus all'interno delle nostre slide per far capire quanto fosse misogino effettivamente questo trattato e la violenza diciamo delle parole ci colpisce ancora oggi. Ed è abbastanza evidente. Sostanzialmente la donna era accusabile come strega in quanto tale, in quanto donna, e quindi dotata di minore fede rispetto all'uomo e viziosa per sua natura, lussuriosa. È proprio con il Malleus, grazie ad esso, che si istituzionalizza il crimine della stregoneria e soprattutto che si individua il profilo della strega, che doveva quindi essere perseguita e condannata in quanto tale. Il profilo che viene individuato è essenzialmente femminile, in quanto si va affermando l'idea di un legame che il diavolo intratterrebbe con la donna, un legame facilitato appunto dalla lussuria, intesa come vizio costitutivo dell'essere femminile. Il Malleus, poi composto da una sorta di commistione di teologia e credenze popolari, è popolato anche da soggetti tratti direttamente dalla mitologia classica. Si tratta di un testo effettivamente che riscosse un successo enorme, veramente incredibile, perché fu pubblicato in un momento storico assolutamente favorevole. Infatti siamo negli anni che precedono e preparano la Riforma protestante. Il 1487 fu appunto l'anno in cui venne pubblicato e da questo anno di pubblicazione fino al 1669 questo testo fu ristampato addirittura una quarantina di volte. Questo proprio per comprendere e capire quanto fosse importante, quanto successo ottenne, raggiunse. L'immagine della strega delineata in questo trattato e quella poi quindi perseguitata derivò dalla combinazione sapiente di credenze popolari, di letteratura classica, di tradizione e folklore. Attraverso l'analisi di alcune stampe che abbiamo scelto appunto per questa occasione, realizzate a cavallo tra 400 e 500, vorremmo provare a identificare i caratteri principali della strega. Si tratta appunto di incisioni che raffigurano delle figure femminili e che possono essere in maniera abbastanza univoca riconosciute come delle streghe. La strega è in realtà un artefatto culturale. Questi elementi che la contraddistinguono furono costituiti ad hoc e servivano appunto per riconoscere la cosiddetta strega. Ovviamente si tratta di caratteristiche che non corrispondono alla realtà e le streghe furono vittime di una vera e propria persecuzione. Le vittime furono appunto, come abbiamo detto, principalmente le donne e molto spesso le donne povere. La prima incisione che sottoponiamo alla vostra attenzione è un'incisione di Dürer realizzata nel 1497 ed è appunto il primo bulino firmato dall'artista tedesco. Questa incisione solitamente è denominata 4 streghe o 4 donne nude. La rappresentazione, come vedete, si svolge in uno spazio chiuso e al suo interno si trovano 4 donne a figura intera, in piedi, disposte in una sorta di cerchio. 2 di loro sulla destra si presentano frontalmente, mentre quelle sulla sinistra ci danno sostanzialmente le spalle. Tutte sono nude, ad eccezione di una donna sulla destra che si sta coprendo il pube con un velo, la cui estremità termina ai piedi della donna retrostante. Vediamo in realtà una serie di elementi che consentono di identificare queste donne come delle streghe, ovvero una tibia, un cranio e soprattutto un demonio che si sta affacciando da una porta sulla sinistra, circondato da una sorta di nube di fumo e fuoco.
In alto, al di sopra appunto di queste figure femminili, si trova una sorta di palla che sembra un melograno, che oltretutto a livello iconografico è simbolo di fertilità, e su questo melograno si riconosce una sigla. Ci sono delle lettere che sono O, G e H, e gli studiosi in realtà non hanno ancora interpretato correttamente o in maniera univoca questa sequenza di lettere, che in realtà potrebbe essere l'acronimo dell'invocazione che Dio lo proibisca o che Dio perdona, tradotto ovviamente dal tedesco, oppure Odium generis humanis. Ad ogni modo, nello schema compositivo delle 3 figure femminili in primo piano è evidente il rimando allo schema iconografico delle tre grazie, ovvero bellezza, amore e voluttà. E il modello, diciamo, di riferimento noto a tutti è quello di Botticelli, se vogliamo. Ma in questo caso l'introduzione di una quarta figura, inserita appunto nell'angolo tra la figura centrale di spalle e quella che sta sulla destra, interrompe evidentemente questo tema classico e di conseguenza anche l'allegorica circolazione dell'amore divino, quindi il dare e ricevere proprio delle grazie. Si introduce così nella rappresentazione uno scarto semantico molto evidente, che ci sta a suggerire appunto che quello che stiamo guardando è un qualcosa di diverso, più complesso probabilmente. E come abbiamo già detto, la presenza del teschio e della tibia, oltre che del demonio, presente appunto sulla sinistra, spinsero uno studioso, von Sandrart, a riconoscere nel 600 queste figure come delle streghe. In effetti è riscontrabile una sorta di doppia accezione. Abbiamo uno schema classico, che in realtà è un'espressione solo apparente di armonia e generosità divina, che però nasconde un'identità diabolica. L'esibizione della nudità femminile fu rilevata già dall'iconologo Panofsky come rappresentazione frutto del clima moralistico dell'epoca, di quegli anni di cui appunto stiamo parlando, quindi a cavallo tra 400 e 500, soprattutto in Germania. E questo clima moralistico si stava affermando sia nella trattatistica sia nel repertorio degli artisti. Dunque questi nudi non sono un veicolo di grazia e di bellezza, ma piuttosto si tratta di nudi peccaminosi. Dunque questa incisione rappresenta quello che una donna non dovrebbe essere, ma che invece per sua natura è, ovvero lussuriosa, come afferma appunto il Malleus, l'abbiamo visto poco fa. La lussuria accompagna la donna secondo un pensiero che nasce con la tentazione di Eva, e si pensa appunto alla donna come un essere più debole rispetto all'uomo, e per questo motivo, proprio per sua natura, cede all'illusione diabolica, in quanto desiderosa di accoppiarsi con lui. La prossimità di Dürer al Malleus ha indotto parte della critica a credere che in quello stesso testo si potesse trovare la fonte dell'incisione in questione. Ed è in realtà probabilmente così, come fa notare abilmente una studiosa che si chiama Sara Rosio, dalla quale appunto abbiamo preso l'interpretazione che stiamo per sottoporvi. In particolar modo nel Malleus si parla all'interno del 13° capitolo del modo in cui le streghe ostetriche arrecano i danni peggiori. Dunque sostanzialmente faccio una sorta di parafrasi di quello che avviene all'interno di questo capitolo. Una donna aveva assunto come di consuetudine effettivamente una levatrice per aiutarla durante la gravidanza e poi in seguito nel parto. Ma ben presto la donna fu allontanata perché considerata, anzi o meglio, perché sospetta di compiere dei malefici e di essere dunque una strega. Per vendicarsi di questa ingiuria subita, la donna, la presunta strega, accompagnata da 2 compagne di sabba, si introdusse nella camera della donna incinta per uccidere il feto, che si trovava appunto ancora nel grembo della madre. Le 3 donne, quindi la strega e le 2 accompagnatrici, toccarono il ventre della malcapitata operando un sortilegio. Passati i 6 mesi, la donna sostanzialmente abortì e dal suo ventre non uscì un bambino, bensì spine di rosa e pezzi di legno.
Sappiamo oggigiorno che le donne da sempre cercano di controllare la propria funzione riproduttiva e i riferimenti all'aborto e all'uso di contraccettivi da parte appunto delle donne sono frequenti nei penitenziari antichi. Alla luce quindi della futura criminalizzazione di tali pratiche, avvenuta durante la caccia alle streghe, è significativo che i contraccettivi venissero chiamati come delle pozioni di sterilità o dei malefici veri e propri. All'inizio del Medioevo la Chiesa guardava a queste pratiche con una certa indulgenza. L'associazione tra contraccezione, aborto e stregoneria apparve per la prima volta in una bolla di Innocenzo VIII, l'abbiamo già citata, quella del 1484, e sostanzialmente in questa bolla si lamentava la distruzione della prole da parte delle donne, o meglio, da parte delle streghe, che impedivano agli uomini di generare e alle donne di concepire. Si tratta quindi di reati contro la riproduzione che apparvero sempre più frequentemente e già nel XVII secolo le streghe furono accusate della distruzione della forza generativa degli uomini e anche degli animali, di procurare aborti e di appartenere a sette infanticide votate a uccidere bambini o a sacrificarli al diavolo. Il soggetto quindi dell'incisione che stiamo guardando potrebbe essere leggibile alla luce della storia del maleficio operato dall'ostetrica malvagia e dalle due complici, di cui appunto si parla all'interno del Malleus. Infatti, nonostante il dialogo gestuale delle figure sia in parte coperto dalla presenza della figura in primo piano di schiena, facendo attenzione alla direzione delle braccia delle altre donne, possiamo intuire appunto la destinazione delle mani, e tutte appunto tendono verso il centro dell'incisione che coincide quasi perfettamente con il ventre della donna. Nell'incisione di Dürer quindi la figura centrale può essere letta come una sorta di Venere rovesciata e se è plausibile il collegamento con la storia la storia stregonesca, diciamo, dell'aborto procurato, si tratta anche dal punto di vista tematico e narrativo di un anti-Venere che anziché promettere la rinascita del mondo a primavera è madre di morte. Quindi la donna rappresentata di spalle non è la protagonista di un'epifania positiva, ma piuttosto della sua negazione. E infatti la figura sta compiendo intorno a se stessa un'inversione e quindi anche la sua essenza di Venere si converte e si ribalta. Questo per quanto riguarda diciamo, la prima incisione presa in considerazione. La seconda incisione che abbiamo scelto io e Selene per questa sera è un'incisione sempre di Dürer, realizzata però nel 1500, quindi effettivamente pochi anni dopo l'incisione del 1497. In questo caso è possibile riconoscere un parziale debito di Dürer nei confronti del modello antico, infatti la donna in groppa al capro può essere riconosciuta come Diana o Afrodite Pandemos, che però viene consapevolmente ribaltata anche in questo caso. Nel giro di 2 anni, quindi, l'antivenere, che abbiamo visto nell'incisione precedente, trova una sua compiutezza e la strega viene intesa come sintesi di tutti quegli aspetti che determinano la sovversione di ciò che viene comunemente inteso come ordine naturale delle cose. Quindi la strega ha il corpo della vecchia e non può adempiere al suo compito principale, quello assegnatole da Dio, ovvero quello di fare dei figli. Ed è per questo motivo molto spesso sospettata di rubare quelli altrui. Inoltre il suo corpo è considerato ripugnante e in quanto ripugnante non poteva essere considerato desiderabile, ma nonostante ciò la strega, evidentemente disinteressata dall'apprezzamento altrui, si rivela impudica e libidinosa. Gli strumenti del lavoro inoltre sono la scopa e il fuso, non vengono utilizzati come tali, ma assumono un'accezione sessuale. E, così come la mano che effettivamente afferra il corno del caprone che sta cavalcando, che può essere in realtà inteso anche come un demone o come Saturno.
E nell'impugnare le corna di questo animale, la strega non sta rispettando il ruolo di sottomissione che la società le impone. A ribadire il rapporto sessuale infruttuoso e contro natura della strega con il demone, che sarebbe in grado, secondo la trattatistica dell'epoca, di provocare tempeste e perturbazioni. Vi sarebbe inoltre una sorta di temporale sulla sinistra, e questo temporale è appunto considerato come una minaccia, nel senso che poteva distruggere il raccolto. E un altro elemento proprio della strega sono i capelli sciolti, e sempre coerentemente alla trattatistica dell'epoca sappiamo che tutto il vizio e la seduzione della donna stavano appunto nei capelli sciolti e quindi disordinati. Se dunque nel Cinquecento si delineano già delle caratteristiche che saranno proprie di ciò che comunemente viene inteso come strega, questi caratteri si ritrovano in maniera ancora più evidente nell'ultima incisione, che è un'incisione del quarto decennio del Cinquecento, ed è sempre di un artista tedesco, Hans Baldung. A differenza dell'incisione di Dürer, in questo caso non abbiamo una sola strega, ma ne abbiamo addirittura 4. Ed è sostanzialmente abbastanza chiaro come la strega incarnasse simbolicamente elementi di aggressione della società, appunto, come abbiamo detto, negando la legge naturale, l'ordine delle cose. Nell'immaginario la strega era associata appunto alla vecchia lasciva, ostile alla vita nuova, che si cibava di carne, di lattanti, e usava i lattanti stessi per fare delle pozioni. Qui vediamo una strega che ancora una volta sta volando e ingroppa un caprone, ancora una volta al contrario, e non vediamo appunto una strega sola, ma ne vediamo addirittura 4. Streghe che stanno attorno a uno strumento che poi divenne un attributo vero e proprio, ovvero un calderone. Il calderone appunto è uno degli attributi più famosi della strega, ed è infatti lì che le streghe fanno le loro misture per ottenere filtri, pozioni e malefici di vario tipo. Le donne dell'antichità e del Medioevo conoscono e usano erbe, fiori, radici per mangiare, ma anche per curarsi e per fare rituali. L'abbiamo visto anche prima, per fare ad esempio delle pozioni che consentivano aborti. Questa pratica, quindi questo sapere che veniva tramandato di generazione in generazione, era accettato fino a che a un certo punto, abbiamo visto a partire dal 400 all'incirca, una grossa grandinata non devasta un raccolto, e a quel punto si sente l'esigenza di condannare qualcuno, ed è sicuramente più facile far ricadere, diciamo così, la colpa su soggetti più deboli e marginali, che all'epoca erano sostanzialmente donne, vittime appunto delle nuove politiche di disciplinamento e di controllo sociale, che abbiamo detto iniziarono a delinearsi a partire dalla fine del Trecento. La caccia alle streghe medievale è fatta soprattutto di poca gente che se la prende con gli strambi del villaggio, diciamo, in momenti di difficoltà. Nobili e chierici colti cercano di frenare questi fenomeni, abbiamo visto in alcuni trattati appunto, e spesso queste condanne rispetto agli emarginati divennero dei linciaggi. Il canone episcopi però, come abbiamo visto in precedenza, dice che in sostanza, essendo l'unico potere del diavolo quello di ingannare le menti, si potevano usare le erbe a patto di non usarle per fare del male, quindi i malefici. Questa posizione, cioè questa accettazione diciamo dell'uso di piante, radici e erbe, cambierà radicalmente nel XV secolo, quando anche gli intellettuali cominciarono a credere al potere del demonio, e a quel punto non saranno più singoli strambi del villaggio a essere emarginati, ma iniziò una vera e propria persecuzione. Il calderone e il vasellame divennero degli oggetti per cuocere non solo le erbe, ma anche animali velenosi e all'occorrenza le persone. In epoca moderna, oltretutto, il calderone
entra sempre più prepotentemente nell'iconografia della strega e la strega diventa sempre più donna e porta quindi con sé questo oggetto che oltretutto le donne custodiscono in casa. Ancora oggi, se vogliamo, il calderone o la pentola rende le donne come gli angeli del focolare. Questo un po' per quanto riguarda, diciamo, le caratterizzazioni iconografiche della figura della strega, che abbiamo capito è effettivamente un artefatto culturale, e il fatto che la caccia riguardasse principalmente le donne era in realtà un qualcosa di legato a nuove politiche sociali, economiche e culturali che si andavano affermando all'epoca. Si trattava di un tentativo di disciplinamento delle donne. E dopo questa, diciamo, panoramica generale abbiamo pensato di concentrarci su un'area specifica e quindi parleremo ora del Friuli e Selene ci darà alcune indicazioni specifiche a riguardo. Eccoci, grazie Giulia. Quindi come abbiamo detto, abbiamo fatto cenno all'inizio, le incertezze in cui imperversava l'Europa generavano conflitti all'interno delle comunità e quindi contribuivano a generare quello stato d'ansia generale che era di stimolo alla caccia alle streghe. I contadini e i braccianti trovavano nella caccia alle streghe un sollievo all'inquietudine psicologica che tutta Europa stava vivendo e quindi, come diceva giustamente Giulia poco fa, un capro espiatorio a cui addossare le sventure in un'epoca di continue incertezze. Quindi la storia del Friuli sappiamo che è sempre stata costellata da continui crocevie di popoli e delle guerre tra la Sanerissima Repubblica di Venezia e di Asburgo d'Austria, che si contendevano quindi il territorio. Negli anni 20 del Cinquecento, al termine del conflitto tra Venezia ed Austria, avvenne la spartizione del Friuli in due stati. Quindi a Venezia vennero assegnati il Friuli centrale, la parte occidentale, con Pordenone già veneta, Monfalcone e Udine compresa. Invece all'Arciduca d'Austria furono riconosciuti alcuni territori del Friuli orientale. Nonostante comunque queste assegnazioni, il confine tra i territori veneziani e asburgici non rimase mai una linea netta e soprattutto era difficilmente controllabile. Cosa succede in Friuli però per quanto riguarda la caccia alle streghe e l'Inquisizione? Nel 1551 la Curia Romana istituì a Udine il Tribunale del Santo Uffizio con la giurisdizione di due diocesi, di Aquileia e di Concordia. Il primo processo si ebbe nel 1557 e due furono principalmente le sedi inquisitoriali, quindi la prima ad Aquileia, che venne istituita nel 1556, quindi ci troviamo a cavallo del 1500, e la seconda a Concordia. Nel 1575, quindi circa 20 anni dopo, venne creata l'Inquisizione congiunta di Aquileia e Concordia. Il Sant'Uffizio di Aquileia e Concordia a Udine era il tribunale competente per la circoscrizione di Pordenone e quindi di due dei tre processi che vedremo fra poco. Con la riduzione della competenza giurisdizionale della Chiesa, di cui abbiamo parlato prima, per quanto appunto concerneva la caccia alle streghe, la stregoneria e la caccia alle eresie, cosa avviene? Un continuo e progressivo interesse da parte del braccio secolare per la materia, ma anche in Friuli la confusione tra i poteri regnava sovrana. Quindi io e Giulia ci siamo trovati a che fare con diversi documenti che testimoniavano quanto in realtà i curati dei paesi non si rendevano conto e non capivano effettivamente fino a dove arrivava il loro potere e quando iniziava quello dell'Inquisizione e dei tribunali civili. A Udine abbiamo, all'archivio di Udine abbiamo ancora presenti molti documenti relativi a questo argomento e quindi che sono stati catalogati fino al 1600 e quindi abbiamo a disposizione una grande quantità di fonti a cui poter accedere e soprattutto specialmente riguardanti i processi. Ecco qua io riporto abbiamo scelto di riportare una riflessione fatta da Carla Santarossa, che è stata una studiosa di questi eventi in Friuli negli anni 70
Il Friuli quindi sempre un crocevia di popoli, in modo particolare appunto tra la Repubblica di Venezia e di Asburgo c'è sempre stato questo conflitto continuo, e lei dice che appunto la superstizione si moltiplicava e si rafforzava dove il vivere era ridotto a quotidiana lotta per la sopravvivenza. E quindi ancora una volta viene ribadito questo aspetto. Ecco che allora arriviamo ai 3 casi presi in esame. Il primo caso riguarda Angioletta delle Rive di Pordenone. Un procedimento del febbraio del 1650. Era una vecchia popolana pordenonese, in realtà nel suo processo viene inserita anche, il suo processo riguarda lei e la figlia e la madre, e l'ufficio competente per questo processo appunto il Santo Uffizio di Aquileia e Concordia Udine. Non mi dilungo su quello che poi appunto è successo e in che modo sugli scambi epistolari, ma volevamo appunto porre l'attenzione su quello che si diceva, su quello che loro stessi, i processati dicevano di se stessi. Allora ecco che ritorna il discorso che facevamo prima sul Calderone e sull'idea che appunto le donne che erano appunto giudicate streghe, erano le stesse che all'interno del paese guarivano o facevano partorire o erano considerate le giustaossi, che una volta le giustaossi erano, se vogliamo intenderci, gli osteopati moderni. Quindi lei cosa dice? Mentre viene processata durante il suo interrogatorio, dice: "Ho governate le donne di parto e i suoi putti. Quando avevano male pigliavo l'erba della scrofala". La scrofala, considerate, è un'erba che nasce, lei dice appunto piccola piccola vicino ai fiumi. Si tratta di un trifoglio rosso. Dice: "La pestavo, ne cavavo il sugo e un poco di latte della madre stessa e gliela facevo bere. Acciò guarissero dalla doglia del ventre". Quindi appunto lei si prodigava perché le donne soffrissero meno durante il parto. Ecco che allora in un secondo stralcio si legge effettivamente come avviene questo passaggio per cui chi appunto ritiene che quella sia una strega e quindi la va a denunciare, quali erano le dinamiche in cui avveniva tutto questo. Ed ecco che dice appunto era febbraio e io gli ho consigliato a questa donna di comprare un soldo di verze, cioè di comprare della verza. Lei risponde che non aveva della legna per cuocere e che appunto che il ravanello, quindi quello che sarebbe andato a comprare, non l'avrebbe mangiato, lo avrebbe mangiato così crudo. Cosa sostiene poi Angioletta? Dice: "Per la strada io avevo un pezzo di pane che mi era stato dato per amor di Dio, ne feci un poco di parte alla detta Zanna per cortesia e lei lo mangiò alla mia presenza per strada. La sera mangiò il ravanello crudo, la notte gli venne male e disse che io l'avevo sfregata con il pane che le avevo dato. Questa è stata l'occasione che io ho acquistata fama di strega". Quindi lei lo dice proprio, lo ammette. È proprio in questa situazione che è successo. Ancora una volta succede la stessa cosa, però con il filo di lana da filare. Ed ecco che appunto questa è proprio una dinamica cittadina. Il secondo processo che vorrei portare alla vostra attenzione è il processo di Cormons. Ecco, sapevo che a Cormons governavano i Della Torre, che erano stati appunto la famiglia nobile che era stata diciamo delegata dagli Asburgo per governare in quel territorio. In questo caso non ci sono atti processuali, ma sono una serie di epistole e in questo caso questo è uno dei pochi casi, per quello abbiamo voluto riportarlo, in cui 2 donne sono state processate e uccise in Friuli, perché in realtà sono tanti i processi ma poche le esecuzioni. Ancora una volta, ecco, vi vogliamo far porre l'attenzione su quello che era anche il passaparola di queste donne, di questi uomini che giudicavano e comunque denunciavano i propri contesani. Infatti a un certo punto uno stralcio interessante certifica che le donne
affermavano che era stato un reverendo a suggerirgli di autodenunciarsi, perché avveniva anche questo, per evitare la tortura. Spesso appunto si chiedeva, si diceva appunto di autodenunciarsi. E questo curato che scrive al Tribunale dell'Inquisizione dice: le altre due mi dissero che, sebbene per paura dei tormenti e perché le era stata fatta istanza da un reverendo a dir di essere streghe, quindi c'è qualcuno, un reverendo, un curato, che gli ha consigliato di fare così. Infatti queste due donne poi verranno addirittura proprio. Il terzo processo che vorremmo portarvi all'attenzione è quella di Antonia De Chiara di Aviano. Quindi vogliamo appunto fare un omaggio a quello che è Respirare Aviano, quindi abbiamo voluto capire effettivamente che cosa è avvenuto ad Aviano, in particolar modo in questo caso a Castel d'Aviano. Si tratta di una vicenda che coinvolge Antonia De Chiara, che viene accusata dalla vicina Marcolina di averle ucciso il marito. Quindi cosa succede? Che quest'ultima si rivolge alla giustizia civile del Castello di Aviano e implora il capitano in ginocchio, sostenendo che questa donna era una strega e che uccideva i mariti degli altri sostanzialmente. Allora, ancora una volta viene interpellato il Tribunale del San Giustizio di Pordenone. Marcolina sostiene che Antonia De Chiara le aveva sicuramente strigato, utilizza questa parola, strigato il marito con fattucchiarie e superstizioni, e aggiunge che però lei non l'aveva direttamente vista per superstizioni, ma l'ho sentito dire da molti in paese. È che quindi si reca dall'arciprete di Sacile a consigliarsi, e questo gli conferma che l'uomo era stato per davvero ammagliato da qualcuno, ma l'arciprete di Sacile non ha mai visto neanche neanche Antonia De Chiara, solamente Marcolini. Quindi ecco come in realtà si tramandavano queste dicerie di paese in paese, come appunto venissero coinvolti dei paesi interi sostanzialmente. Un secolo e mezzo fa, quando la gente di Cercivento e i comuni limitrofi faceva la fame, i boscaioli si recavano in montagna per appunto tagliare la legna. E per lavorare, per appunto salire durante la giornata, non mangiavano che un pugno di mais lesso, che dovevano farsi bastare per tutto il giorno. Quindi cosa succedeva? Il cibo non bastava a compensare la lunga fatica del lavoro, e questi, quasi a digiuno, si trovavano confusi e disorientati. Allora, i vapori e i fumi grigiassi che salivano dalla palude che copre questo altopiano, che possiamo vedere anche dalle fotografie in slide, guardati con gli occhi offuscati dalla fame e dalla fatica, venivano molte volte confusi per gli spiriti. Ecco che qui ritorna un po' questo discorso, no? Di quello che era la diceria paesana, di quelle che erano appunto le storie che si tramandavano di generazione in generazione. In realtà si diceva che appunto da questo altopiano, che in questo altopiano si trovavano delle streghe. Il nome infatti trae spunto proprio dalla leggenda che narra di incontri segreti che avvenivano proprio in questo pianoro tra le streghe locali e quelle nordiche. In modo particolare si diceva che nei passi delle loro danze si diceva che sbocciassero in cerchi concentrici i cosiddetti fiori d'aglio orsino, che è una pianta, e questo altopiano porta il nome di Plantalastrias, che è esattamente il piano delle streghe. Dunque, dopo questo focus, diciamo, sul territorio friulano, possiamo provare a tirare delle conclusioni, diciamo. Ci siamo resi conto di come effettivamente le donne, soprattutto povere, che mendicavano, rubavano da vicini o ricorrevano all'assistenza pubblica, erano in realtà spesso sospettate di praticare le arti. E diciamo dalla metà del 400 e
poi nei secoli successivi peggiorò la condizione delle donne, soprattutto anziane, a causa della perdita dei beni comuni e della riorganizzazione lavorativa e quindi familiare. Le anziane infatti erano costrette sempre più a fare affidamento su vicini o amici per la sopravvivenza, o a iscriversi anche nei registri degli indigenti, ma al tempo stesso la nuova etica, ad esempio protestante, additava le elargizioni di elemosina come spreco e incitamento addirittura alla pigrizia. Accanto alla strega cattiva, che malediva, azzoppava bestie, rovinava raccolti o faceva morire i bambini, e che utilizzava la paura per ottenere effettivamente ciò di cui aveva bisogno, fu punita sempre più la strega, che può essere considerata, diciamo, buona, nel senso che esercitava la stregoneria come mestiere. L'abbiamo detto, e l'ha fatto presente anche Selene, storicamente la strega è anche la levatrice del villaggio, la medicotta, la guaritrice, la chiaroveggente, la fattucchiera, la guastaossia appunto, che aveva come campo privilegiato, diciamo, gli intrighi, gli intrugli anche amorosi, ma non solo, curava sostanzialmente le persone e usava degli oli naturali o delle polveri e non aveva interesse ad avvalersi della paura, perché praticando le sue arti si guadagnava da vivere. E oltretutto a lei si rivolgevano persone che potevano permettersi quel tipo di prestazioni lì, quindi diciamo contenuta a livello economico. Dopo il Concilio di Trento la Controriforma prese una posizione contro i guaritori popolari, o meglio contro le guaritrici popolari, temendo che il loro potere, l'abbiamo detto, questa conoscenza passava da madre in figlia, di generazione in generazione. Quindi fu sostanzialmente un tentativo di sradicare questo tipo di conoscenza, fu proprio un'espropriazione e una conoscenza che era fortemente radicata nella cultura comunitaria. Con la persecuzione della medicina popolare le donne furono appunto espropriate, quindi da questo patrimonio di saperi empirici che riguardava erbe e rimedi curativi e che avevano trasmesso nel tempo. Nacque la medicina professionale, sicuramente, che però ha eretto poi un muro quasi inoppugnabile di sapere scientifico e in un certo senso in alcuni casi proibitivo nei costi. Nonostante le pretese terapeutiche. La sostituzione della guaritrice popolare strega con il dottore sancì anche in questo settore una deprofessionalizzazione femminile. I dottori dovevano essere uomini e appunto furono gli uomini a occuparsi a partire da quel momento, quindi dalla fine del 400 in poi, anche del discorso riproduttivo. La filosofa Federici, l'ha detto in apertura a Selene, è stata diciamo un punto di riferimento importante per la nostra riflessione e nei suoi testi, l'ultimo pubblicato è appunto Caccia alle streghe, guerra alle donne. Questa filosofa femminista attivista riporta la persecuzione delle streghe, o meglio la riconduce, agli sconvolgimenti causati dallo smantellamento delle forme comunitarie di agricoltura e anche all'impoverimento che travolse un ampio settore della popolazione, sia rurale che urbana, come conseguenza dell'espropriazione delle terre. Le donne furono tra le maggiori vittime di questo cambiamento, furono portate alla miseria da questi cambiamenti, soprattutto se anziane, l'abbiamo detto appunto, ma in realtà non solo. E a essere colpite furono le donne considerate sovversive rispetto all'ordine stabilito, coloro che in un certo senso si ribellarono al declassamento o che non riuscirono a essere incluse correttamente all'interno della società. Furono annientati i loro mezzi di sussistenza e le basi del loro potere sociale e quindi sostanzialmente la loro indipendenza economica, attraverso appunto, in questo caso l'abbiamo visto, l'esercizio di professioni come la guaritrice, l'ostetrica o pratiche di divinazione che venivano retribuite. In tutto questo poi si inserisce la relazione tra
alcuni casi di persecuzione, soprattutto inglesi, e il processo delle enclosures, quindi diciamo, la privatizzazione delle terre, fino poi al raggiungimento della proprietà privata. A essere sostanzialmente condannate, l'abbiamo ripetuto più volte, furono queste donne che in realtà non vivevano come stabilito. Quindi si trattava di donne libere, diciamo non sposate, quindi libere anche a livello sessuale, molto spesso povere e quindi escluse dalla società. Nell'Europa precapitalistica la subordinazione delle donne agli uomini fu mitigata dal fatto che esse avevano accesso ai beni comuni e alle risorse collettive, mentre nel nuovo regime le donne stesse diventano i beni comuni, poiché costrette alle dipendenze di mariti, padri, fratelli e al loro ruolo di madri, e quindi alla cura della prole, che fu considerata come una sorta di naturale destino biologico. Queste sono un po' le nostre considerazioni. Ci rendiamo conto del fatto che il tema è estremamente complesso. Quella che abbiamo riproposto è una visione sicuramente personale. La sensibilità è legata anche a delle letture che abbiamo fatto, che ci hanno incuriosito. Non volevamo, come ha detto Selene, dare delle risposte, ma piuttosto far sorgere delle domande o magari delle curiosità, in modo tale che poi magari qualcuno, incuriosendosi, potesse andare a leggere qualcosa o a scoprire qualcosa in più, a mettere in discussione delle conoscenze che sono date per assodate, diciamo. Ecco, grazie Giulia, grazie per questa ultima appunto, conclusione e precisazione. In realtà abbiamo ricevuto diverse su Facebook principalmente. Allora partirei subito, innanzitutto appunto diamo una disponibilità, siamo qua per rispondere alle domande che volete, per un dibattito, qualsiasi cosa vogliate chiederci siamo qui. Ma siccome alcune domande sono già arrivate, possiamo iniziare a rispondere a Francesca. Giulia è l'esperta un po' in quest'ambito, quindi questa domanda la farò a lei. Francesca chiede, volevo sapere se secondo voi è proprio nel 1500 che la stregoneria diventa strumento di controllo e oppressione contro le donne. Chiede, è dovuto al fatto che in quel periodo le donne stavano cominciando a chiedere nuovi spazi e andavano fermate? Allora, la premessa è molto giusta, nel senso che il concetto chiave è proprio che la stregoneria è funzionale a una battaglia che si stava facendo all'epoca, battaglia tra virgolette, però sicuramente è uno strumento di controllo appunto e di oppressione. Dal mio punto di vista le donne non stavano veramente cominciando a chiedere degli spazi nuovi. Probabilmente purtroppo non abbiamo avuto modo di approfondire appunto i cambiamenti economici, politici e sociali che abbiamo detto iniziarono dalla fine del 300, però ad esempio dopo la peste avvenuta appunto nella metà del 300 ci fu un crollo demografico e questo cambiò le dinamiche lavorative. Fu importante far aumentare il numero della popolazione, quindi fu importante per lo Stato interessarsi anche al discorso riproduttivo e di conseguenza le donne andavano ricondotte all'ambiente domestico per consentire loro di occuparsi principalmente della riproduzione della forza lavoro, riproduzione degli uomini e della cura degli uomini stessi. Oltretutto questo, diciamo, questo loro ruolo fu considerato naturale, quindi non furono mai retribuite per la cura del figlio, solo che occupandosi del figlio non potevano andare a lavorare, quindi si crea ovviamente una subordinazione inevitabile tra la donna e l'uomo che deve mantenerla. Però il punto chiave effettivamente è questo, cioè il fatto che la stregoneria diventa un modo per riuscire a tenere le donne nel posto in cui dovevano stare, ovvero alle dipendenze degli uomini, possibilmente in ambiente domestico. Quindi sì, io penso che più o meno sia così. Un po' reclamavano dell'indipendenza, che però in realtà non hanno mai avuto. Nel Medioevo ci sono delle documentazioni che testimoniano appunto delle donne presenti in corporazioni lavorative, riuscivano ad avere
ad esempio indipendenze in centri urbani perché si davano una mano tra di loro. Ad esempio, a partire dal 400 la socialità femminile fu considerata come un qualcosa di condannabile. Il gossip assunse un valore profondamente diverso rispetto al passato. Il gossip era un momento importante di condivisione proprio a livello comunitario. Dal 400 in poi viene considerato come un momento di svago prettamente femminile, in cui sostanzialmente si crea una socialità che deve essere interrotta perché le donne vanno ricondotte in quell'ambiente lì, nell'ambiente domestico. Ecco, questo è un po' il mio punto di vista, poi non so cosa ne pensi tu, Selene. Benissimo, grazie mille Giulia, grazie mille. E vedo un'altra domanda qui su Zoom di Tony. In realtà è una domanda molto precisa. Chiede la figura mitica delle Anguane di Saganis. Era forse associata alla stregoneria? Allora, per chi non le conoscesse, le Anguane sono delle creature mitologiche legate all'acqua, che vengono demonizzate con il Concilio di Trento, quindi esattamente con la Controriforma. E quindi vengono titolate al diavolo, vengono praticamente bannate. Quindi sì, un legame con la stregoneria c'è sicuramente, perché con la Controriforma, nel momento in cui c'è questo acuirsi della caccia alle streghe, la caccia al disordine, la caccia a ciò che in realtà non fa parte di una società così consolidata e così voluta dai regni specialmente, devono essere escluse. Quindi queste figure sicuramente sì, sono state demonizzate proprio dopo il Concilio di Trento, quindi a metà, nella seconda parte del 1500. Grazie mille per la domanda, Tony, perché è interessante. In realtà queste figure riguardano molto la nostra terra, il Friuli, quindi sì. Andrea chiede, si può dire, questa è in realtà un'accezione un po' più contemporanea di quello che abbiamo visto stasera, si può dire che la rappresentazione moderna, penso alla strega di Biancaneve, derivi dall'immagine della strega del 1500? E il fatto che gli stregoni, penso a Merlino, siano invece solitamente rappresentati in modo positivo, dipende dal genere sessuale diverso? Sì, dunque anche qui effettivamente si è colto il punto, nel senso che Esatto. la magia esercitata dagli uomini resta un qualcosa di accettabile, nel senso che si conserva come un discorso conoscitivo, cioè una conoscenza dei meccanismi di funzionamento appunto del mondo e quindi un tentativo di comprenderli e esercitare questi poteri. E nel caso della donna la situazione cambia radicalmente, ma appunto perché, come si diceva prima, la caccia alle streghe va contestualizzata rispetto a profondi cambiamenti sociali, economici, politici, culturali. E effettivamente sì, possiamo tranquillamente dire che l'immagine odierna della strega, quindi la strega brutta, col naso storto, col porro sul naso, vecchia, ripugnante, derivi da quella roba lì. Ma ad esempio tutta una tematica che andrebbe trattata, e noi purtroppo non abbiamo avuto il tempo, diciamo, è ad esempio quella della bellezza. Cioè la donna ricondotta all'ambiente domestico doveva occuparsi del suo aspetto, poteva essere sostanzialmente attraente per l'uomo e quindi doveva impegnarsi a esserlo. E quindi si crea una sorta di mistica della bellezza. La donna non bella è una donna che ha qualcosa che non va, non si cura, non è interessata a cosa gli altri pensano di sé e quindi è molto più semplice riuscire a creare una figura negativa, donna ovviamente, attribuendole il carattere di essere orrido e ripugnante, perché è ripugnante. E il fatto di essere ripugnante vuol dire che poteva essere allontanata, non si doveva vedere perché turbava. Ed era così, quel comportamento che era tipico delle streghe turbava la società dell'epoca e non andava bene. Quindi sì, possiamo tranquillamente dirlo che gli uomini che esercitano magia come Merlino sono rimasti dei simpatici burloni e grandi conoscitori, e invece la donna ha iniziato a essere una figura pericolosa per la società, brutta e vecchia. Però a essere condannate erano anche quelle effettivamente giovani, molto spesso in quel caso con la scusa che si sarebbero trasformate per ingannare l'uomo e sedurlo. Quindi ancora una volta la seduzione che può avvenire solo se si è belle. Vabbè. E quindi questo sì è un po' quanto.
Benissimo, grazie Giulia. Aggiungo un'ultima cosa, come dicevi giustamente tu, quando parliamo di stregoneria abbiamo appunto cercato di delineare sono le caratteristiche della strega, quindi quello che ci portiamo appresso sinora, ma moltissime delle esecuzioni in Europa sono state fatte anche nei confronti di donne molto giovani. Quindi in realtà che donne che però, specialmente donne belle, giovani, ma che magari non erano appoggiate al marito. Ecco, questa era una connotazione molto importante. Non appoggiate al marito, non appoggiate a un uomo in generale, quindi che sia il padre, che sia il fratello, e quindi questo creava enorme disagio, soprattutto per loro. Quindi in realtà sì, questo collegamento e questa riflessione io ritengo sia molto importante, ma credo anche Giulia. Allora, siamo arrivati quasi alle 10. Io e Giulia speriamo che questo incontro sia stato interessante, aver fatto crescere in voi un interesse nei confronti anche di questi argomenti. Allora, ricordo che ci potete trovare nei diversi canali social, quindi Facebook, chiedo scusa, YouTube, Instagram, e potete anche scriverci delle mail nel caso in cui aveste appunto qualche domanda da farci. Abbiamo anche il sito nuovo, quindi vi consiglio appunto di andare a vedere anche il nostro sito e di sostenerci nelle nostre iniziative. Cerchiamo appunto di coinvolgere più professionisti e che allo stesso tempo siano giovani il più possibile, perché crediamo molto in questo aspetto, quindi il fatto che ci possono essere delle menti fresche, libere, che possano presentare degli argomenti di cui spesso si parla poco. Vi ricordo che domani appunto c'è l'incontro l'incontro organizzato dall'Associazione Italiana di Cultura Classica di Pordenone, dedicato al mito di Prometeo, quindi alle 17:30. Potete trovare la diretta sulla nostra pagina Facebook. Allora, noi vi ringraziamo molto per essere state con noi stasera. Giulia, se vuoi aggiungere qualcosa è il momento giusto. Se vuoi ringraziare. Ti voglio ringraziare per lo spazio che ci è stato dato, perché si tratta di tematiche che in realtà hanno un'attualità molto, molto forte. Normalmente si tende a banalizzare questo discorso, lo si dà per assodato, si dice sì, ma nel Medioevo capivano poco, anzi sì, ma all'epoca insomma si demonizzava un po' il tutto, e invece si tratta di un fenomeno a cui va data profondità ed è utile anche un po' per riflettere poi su cosa sta avvenendo ai giorni nostri. Quindi grazie sì per lo spazio e per l'attenzione. Io faccio un ultimo ringraziamento, oltre chiaramente alla mia associazione All'Oppure e a tutte le ragazze e i ragazzi che lavorano incessantemente per fare in modo che questa macchina continui a funzionare e continui a funzionare così bene, ma io sono di parte, quindi di conseguenza è così. E niente, speriamo di rivederci presto. Io voglio fare un ultimo ringraziamento, volevo ringraziare il professor Alessandro Fadelli, che ci è stato vicino nella preparazione di questo evento, e che è uno storico e che è proprio specializzato proprio nella storia del Friuli, quindi lo ringrazio moltissimo. Ringrazio tutti voi, vi auguro una buona notte, speriamo di rivederci presto e sapete dove trovarci, quindi a prestissimo. Grazie.